Ciao a tutti, bentornati allo Screen del Calcio e bentornati ad una nuova e benvenuti ad una nuova storia, ad un nuovo video. Oggi vi racconto, come avrete letto dal titolo, il triste addio del principe, ovvero la partita di addio di Giuseppe Giannini al calcio, che fu una partita incredibile e che ebbe la sfortuna di essere collocata nel giorno probabilmente più sbagliato, ma poverino Giannini non ne poteva sapere niente quando la organizzò, ma è una storia veramente tanto particolare ed è forse una storia incredibile, perché di solito le partite di addio al calcio sono una sorta di parata, se vogliamo anche un po' malinconica, però tutto sommato è sempre una giornata di festa. Io ad esempio andai con dei miei amici alla partita di addio di Candelà e vidi veramente una parata di campioni che giocano poi in maniera molto libera in quelle partite, quindi si assiste anche a giocate tecniche davvero sontuose. E la partita d'addio di Giannini invece fu tutt'altra cosa, e adesso vi racconto perché. Intanto non so se tutti, se tutti sanno che perché e chi diede l'appellativo di principe a Giuseppe Giannini fu Odoacre Chierico, suo ex compagno ai tempi della Roma, perché sosteneva, e un po' aveva ragione effettivamente, che quando Giannini portava palla aveva un portamento così elegante che sembrava un principe. E poi ovviamente, essendo il capitano, un po' il simbolo della Roma degli anni 80, della Roma di inizio anni 90, che non era la Roma forte che aveva vinto lo scudetto, non era la Roma forte di inizio anni 80, era una Roma soprattutto verso la fine degli anni 80 molto più operaia, molto più anche meno forte rispetto a prima, ma a cui i tifosi erano molto attaccati, ed il simbolo era proprio il capitano, era proprio Giuseppe Giannini, che passa 15 anni alla Roma. Io vi leggo anche i numeri: 437 presenze, 75 gol, con una Coppa Italia portata a casa, vinta nella stagione 90-91. E poi il finale di carriera terminato per un rapporto un pochino burrascoso col presidente Franco Sensi, che non lo considerava un capitano particolarmente carismatico, un po' quello che viene imputato oggi a Lorenzo Pellegrini. Sono abbastanza similari come storie, come giudizi, anche come spaccatura di parte della tifoseria. Chiude la carriera prima in Austria giocando con lo Sturm Graz, e poi tornando in Italia giocando al Napoli e a Lecce, dove chiude la carriera nel 98-99 conquistando la promozione in Serie A. Chiude la carriera con una squadra giallorossa, probabilmente era proprio destino di Giannini, e organizza per la stagione 99-2000, che è la prima tra virgolette da pensionato di Giannini, una partita di addio. La partita di addio si svolge tra la sua Roma, quindi tra i giocatori che hanno giocato con lui in giallorosso, e la nazionale i giocatori della nazionale di Italia 90, e probabilmente proprio le sue i suoi due grandi amori, e quindi per la metà di maggio del 2000 viene organizzata questa partita. Ora, il problema qual è? Il problema è che il 14 maggio del 2000 la Lazio vince lo scudetto. I tifosi della Roma sono inviperiti con Sensi, che aveva promesso una grande Roma, e invece non solo si ritrovano con una Roma che è arrivata sesta in classifica nonostante l'ingaggio di Capello in panchina, ma soprattutto si ritrovano la Lazio campione d'Italia. C'è veramente una burrasca. Io mi ricordo uno striscione epocale dei tifosi della Roma, che era mai ridotto a tifa Juve, perché tra lo scudetto della Lazio e lo scudetto della Juve, diciamo, i tifosi scelsero il male peggiore, che era l'eventuale scudetto della Juve, e invece lo scudetto lo vince la Lazio. Quindi c'è una contestazione ferocissima nei confronti della proprietà giallorossa. Nonostante la Roma inizi a trattare Gabriel Batistuta in quell'estate, i tifosi non ci credono, perché le promesse non mantenute del passato sono troppo forti, quindi loro, scottati dallo scudetto della Lazio, non credono all'eventuale trattativa di Batistuta. E in tutto questo si incastra 3 giorni dopo lo scudetto della Lazio, il 17 maggio del 2000, la partita di addio di Giuseppe Giannini. Ovviamente loro non ce l'hanno con l'ex capitano, anzi i tifosi che invadono l'Olimpico
sono tutti per Giannini, sono tutti per rivedere anche lui in campo e anche tanti altri ex calciatori. Io ve ne leggo qualcuno, ci sono Maldera, Righetti, Proasca con la maglia della Roma, e contro ci sono Vierkovod che gioca con la nazionale, diciamo con la parte per Italia 90, della nazionale Italia 90, ma che è stato campione d'Italia anche con la Roma nell'83, c'è Bergomi, c'è Franco Baresi. Giannini ha deciso di giocare il primo tempo con la nazionale di Italia 90 e il secondo tempo con la maglia della Roma. Il primo tempo finisce 1-1 con gol di Föller per la Roma e Carnevale per la nazionale di Italia 90, e poi all'intervallo succede di tutto. All'intervallo, approfittando anche dei controlli un po' blandi, ovviamente essendo un amichevole, essendo una partita così di celebrazione, i tifosi si riversano in campo, iniziano a strappare le zolle del campo, la rete delle porte, si aggrappano alla traversa, si dondolano tipo Tarzan. Insomma, succede un macello incredibile, e a nulla serve neanche le parole proprio di Giannini, quasi in lacrime al microfono, che dice li invita a tornare sugli spalti per proseguire la partita. Addirittura si lascia sfuggire non doveva finire così, speravo che finisse meglio. Infatti la partita non riprenderà più, si giocherà solo il primo tempo, e a un certo punto esce anche uno striscione in curva sud con scritto scusa. Probabilmente i tifosi si rendono conto di essere andati anche un po' oltre, ma ormai non c'è più tempo per recuperare. Ormai la frittata è fatta, e seppure attaccata irrimediabilmente al fondo della padella. E qual è il paradosso di tutto questo? Il paradosso è che poche settimane dopo la Roma annuncia davvero l'acquisto di Gabriel Batistuta, e i tifosi che avevano contestato Sensi in quella serata, urlando Batistuta dove sta, non credendo a quell'acquisto avviene realmente. E il paradosso ulteriore sarà che un anno e un mese dopo, il 17 giugno del 2001, la Roma festeggerà il suo terzo e ad oggi ultimo scudetto. Quelle contestazioni si trasformeranno in gloria e in festa, una festa a cui però non partecipa il principe Giuseppe Giannini, a cui fondamentalmente è stato rovinato il giorno dell'addio al calcio. I tifosi sono comunque innamorati di lui è innamorato della Roma, ma quell'addio resta ancora oggi una macchia per lui e per quell'arrivederci, quell'addio alla Roma che si è consumato in maniera fondamentalmente molto triste. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, io torno domani. Ciao.